A soli 3 giorni dall'inizio della tradizionale Fiera d'Ottobre, la città di Favara si prepara ad accogliere la manifestazione che richiama oltre 200 espositori provenienti da ogni parte della Sicilia. In merito, l'amministrazione comunale tramite l'assessore al ramo Giovanni Alaimo ha predisposto una serie di iniziative volte a migliorare l'aspetto dei siti scelti ad ospitare la fiera. Nel dettaglio, in alcuni tratti della via Cicero di Francisca, ci dice Alaimo, è stato rifatto il manto stradale. Inoltre sono già state segnate a terra le linee che delimitano le postazioni degli stand. Nella via dedicata ai 2 carabinieri assassinati nel 1945 a Favara si dovrebbero svolgere anche alcune manifestazioni collaterali alla fiera, musica ed altre iniziative che dovrebbero accompagnare gli acquisti di quanti si recheranno a Favara da venerdì a martedì prossimi. L'ufficialità delle iniziative avverrà nelle prossime ore. Per l'edizione 2011 della fiera l'amministrazione comunale annuncia tolleranza zero verso i commercianti non autorizzati. Infatti, con propria ordinanza l'assessore Alaimo dispone l'obbligo di affissione negli stand del relativo permesso ad esercitare rilasciato dal comune di Favara.